Eccoci qua. Eccoci qua di nuovo in live, amici. Buon pomeriggio. Vediamo se siamo in live. Siamo in live anche su YouTube. Andiamo a salutare. Tutti coloro che ci seguono su YouTube. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti coloro che mi seguono dal canale YouTube Il Maestro Cleo. Buongiorno a tutti quelli che mi seguono su TikTok, tutti i miei follower. Va bene? Allora, per parlare con me, io lo dico sempre, lo voglio sempre ricordare, è importante telefonare in live. Allora, salutiamo il mio carissimo amico, nonché collega, Sergio Zaccariello, che già è collegato con noi. Quindi ciao Sergio, buon pomeriggio a te con la dolce Paolina. Poi andiamo a salutare tutti gli ammalati con una prestissima guarigione, tutti i detenuti in una prestissima libertà, e volevo fare un caro saluto a tutte le persone anziane che soffrono di solitudine e un abbraccio forte da parte mia. Ok? Poi volevo ricordare a tutti voi che per parlare con me basta telefonare al numero che è 345 630 8172. Oppure, ciao, piacere, posso fare una domanda? Sì, come no, dimmi. Ok, io mi chiamo Angelica e sono nata il 10 febbraio. Volevo chiedere se vedi una gravidanza con un ragazzo che si chiama Natale ed è nato il 30 ottobre. Un attimo solo. Allora, io prendo le carte, fermami quando vuoi, grazie. Ok. Va bene così? Ok, un attimo solo. Sì. Allora, il mio numero di telefono lo potete prendere sul motore di ricerca di Google. Scrivete il Maestro Cleo, esce il mio numero di telefono, così vi semplificate la vita. Allora, al momento non vedo alcuna gravidanza, ma quindi vedo però la felicità nella tua vita a livello bebè, quindi l'avrai bebè, non ti preoccupare. Ok, però per adesso no. No, adesso assolutamente no. Ok, magari non sarà nemmeno con lui. Questo non lo sappiamo, non lo possiamo Ok, sapere. comunque per adesso sicuro di no. Va Esatto. Bene. Arrivederci. Va bene, arrivederci, grazie. Salutiamo il nostro carissimo controllore, il mio carissimo amico Francesco, che ci segue dal mondo di YouTube, perché io sono contemporaneamente in questo momento in diretto anche su YouTube. Allora, ripeto, il numero di telefono lo potete prendere sul motore di ricerca di Google, andate su Google, scrivete il Maestro Cleo, esce il mio numero di telefono. Però io ogni tanto lo dico, 345 630 8172. Fate domande intelligenti, fate domande che hanno un senso, perché non sto qui per giocare, sto qui per fare le cose serie. Questo è il mio lavoro, lo faccio in modo giusto. Pronto? Buongiorno. Sono Letizia, ho visto la sua live. Prego. Io volevo sapere se ci sarà un ritorno di un ragazzo.
Mi devi dire quanti anni c'hai, che segno sei? Certo, 21 anni Scorpione E lui? e 23 anni Ariete. Ok. Da quando è andato via? E diciamo che noi siamo stati insieme 1 anno e 1 mese, poi l'anno scorso ci siamo lasciati, ci siamo ripresi quest'anno, però più o meno 1 settimana che sta passando un periodo particolare perché non sta bene di salute, quindi ci sono stati alcuni litigi e adesso c'è un allontanamento. Ci siamo Vediamo. un po' allontanati, ecco. Vediamo. Allora, fermami quando lo desideri. Ok. Stop. Ok, un attimo solo. Allora, tornerà pure, vedo un ritorno, ma sempre con la stessa testa, quindi questa persona ti continuerà a rendere la vita difficile come già fatto. Sì, finché non matura, sì. Quindi sta a te, valuti tu, io ti dico che lui tornerà, però sarà solo sofferenza a fianco a questa persona. Vedremo, dai, come andranno le cose, altrimenti valuterò di conseguenza. Va bene, arrivederci. La ringrazio, Prego, prego. Salutiamo l'amica Emma Sceri che dice buongiorno Cleo, buona diretta, grazie. Salutiamo Francesco, buon pomeriggio anche a te Francesco, il nostro amico controllore di YouTube. Ciao Francesco, buon pomeriggio a te famiglia. Volevo fare un ringraziamento a tutti quelli che mi contattano privatamente per un consulto in privato. La giornata di ieri ne sono stati tantissimi. Vi ricordo sempre per approfondimento, per un consulto, per i vostri seri problemi, se volete parlare nel giusto modo, nel modo riservatamente con me, senza limiti di tempo, il costo è di 30 euro in privato. In questa live è del tutto gratuito, non dovete pagare niente, è del tutto gratis. Ok? Ringraziamo tutti quelli che mettono i cuoricini, gentilmente se vi date un po' da fare tutti uniti, portiamo a 10.000 qui il numero dei cuoricini, o meglio dire il mi piace, condividete questa live, condividete, lo dico sempre, quindi io non vi sto cercando nessuna donazione, però rendetevi anche un po' utili nel condividere questa live con i vostri amici, sempre se avete una coscienza e pensate che me lo merito, va bene? 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72, oppure andate su Google, scrivete il maestro Cleo, vi uscirà il mio numero di telefono. Ricevo da vicino in provincia di Caserta. Mi reco a domicilio in tutta Europa. Ok? Quindi per le persone che hanno un problema da risolvere, esotericamente parlando, possono contattarmi per un appuntamento da vicino, oppure parlarne prima a telefono e poi magari vederci da vicino. Sappiate che mi occupo anche di legamenti d'amore e ritorni d'amore per le persone che hanno un periodo negativo sentimentalmente o hanno dei dubbi che i propri compagni, i propri mariti, i propri uomini possono tradire la propria compagna. Allora,
Oppure il vostro compagno vi ha lasciato per un'altra donna e volete che torni da voi per salvare l'unione, la famiglia, posso aiutarvi. Però prima voglio sentire la vostra storia, prima voglio capire meglio che cosa è successo, andiamo ad analizzare il problema e poi vediamo cosa si può fare per intervenire. Bene, andiamo a leggere un po' di commenti. Francesco dice sempre a vedere il numero 1, non è solo bravo a leggere le carte, ma soprattutto è un gran signore. Grazie Francesco, sei stupendo. Però Francesco, non mi devi chiamare il numero 1, no, io sono il numero 0. Io sono un numero 0. Sai perché? Perché lo 0 viene sempre prima del numero 1. Quando si conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, lo 0 viene prima del numero 1. Poi Sergio Zaccarillo, il mio collega amico, dice: buon pomeriggio carissimo collega, ne vedo di tutti i colori questi cartari, non capiscono neanche nel mondo dell'esoterismo, sicuramente. Poi andiamo a leggere ancora un po'. Andiamo, pronto? Parlo con il maestro Cleo. Sono io, salve signora. Sì, vorrei fare una domanda se è possibile. Prego. Posso? Prego. Vorrei sapere se in amore, se Eugenio Napolitano del 78 torna da me. Io sono Anna Robustec dell'80. Da quando è andato via questa persona? Una settimana, ma fa sempre questo. Ogni mese fa sempre questo. Vediamo allora. Mi fermi quando lo desideri. Sì. Adesso. Ok. Mi sente? Sì, un attimo signora, sto No, preparando. no, penso che è caduta la linea. No, sto preparando la lettura. Sì. Ai. Signora, allora, questa persona Sì. ha un vuoto nella mente proprio. Sì, ogni mese è questo. Vi ha fatto soffrire già tanto. Vero. Avete perso troppo tempo. Allora, ormai sta persona sa che voi ci tenete a lui. Sì, fa sempre questo. O sa e ne approfitta. È chiaro? Sì. Quando succedono queste cose qua, io lo dico sempre. Sì. Quando succedono queste cose, due sole cose. O mandate a fanculo, detto napoletanamente, oppure si interviene per attaccarlo a voi. No, ma attenzione, io vi sto dando consigli. Sì, lo so, sì. Perché così a Nantes non potete. Lo so, io sposato, pure però sono separati in casa. Sì, lasciamo perdere, però se io mi trovo un amante, no? Sono 3 anni, non è un sono consapevole di quello che faccio. Appunto. Non è che la già pigliava a fesso, la già pigliava a culo. Brava, avete ragione. Allora, tu trovare con me e la tratta come si deve, devi essere consapevole. Se no, stato con moglie. Brava, ma glielo dico sempre, però torna sempre. Non è buono, torna sempre perché sa da fare spassato. Scusate se vuol dire bello. Siete voi che la ma tornata a volte. Si tornata a volte e fa sempre lo stesso, siete voi che l'ha sbagliato. Cioè io ho sbagliato perché? Sì, è perché ho accettato ogni volta che fai. Ma non è perché no, ma io cerco pure di parlare con lui,
lui dice che devo capire la situazione questa è, che devo aspettare, Signora, cose va. signora, mi dovete perdonare se allora avere un uomo così non serve. Permettete che siete liberi da ogni cosa e parlate con chi volete voi. Oh no, scusa. Ma non prova sentimento, che ve ne a fare? A parte che stiamo anche vicino, siamo a 900 km lontani. Cioè, che ve ne a fare? Non è che rimane in femmina che deve aspettare per venire da me. O mi ci fai? Non è quello il discorso, signore. Ogni donna ha un lato positivo diverso dall'altro. E perciò lo sto a dire. Allora, a chi lo punta, mandatela a chi lo paese. Ma lui non prova l'amore verso nei miei confronti. Ma quale amore, signor? Ma quale amore, per piacere? Beato bontà. No, signor, ma quale amore? L'amore è tutta un'altra cosa, signora. La parola amore, signor, è una parola grossa. Qua non c'è più amore tra padre e figli, tra mamma e figli, figuriamoci l'amore, ma che stiamo a dire, signor? Ma che stiamo? Ma quale? Non è che c'è stata persona da venire trattata così, però. Io ci metto l'anima, ci metto il cuore. Ma ve l'ho detto. Distrutto la vita da me, perché cose per niente, Perciò avete sbagliato voi, vi ho detto, mandatelo a quel paese perché meritate di meglio. Voi magari vi avete trovato l'amante per fare una parlata con qualcuno per se... Sì, no, e vabbè, separati in casa, sempre amanti e mogli, comunque state separati in casa. Però, voglio dire, non va trattata così la donna. Avete ragione. Sbagliato, vabbè, arrivederci signora. La ringrazio. Prego. Allora, questo è il mio punto, dice Zaccariello, su TikTok, ma allora Francesco dice vero, mi ero dimenticato, è il numero 0. Ora più di 75 persone in live su TikTok, condividete la live. Ok, allora condividete, dice il mio controllore, condividete questa live con i vostri amici, rendetevi utili. Allora, carissimo collega Sergio Zaccaria, purtroppo la gente è stupida, la gente sta confuso col cervello, come vedono uno con le carte in mano lo chiamano oppure scrivono a TikTok che voglio sapere gli avvoltoi. Non gliene frega alle persone dall'altro lato chi è che ci sta a ficcarto, non lo vogliono sapere, gli danno la data di nascita che è una cosa riservata, perché a carissimi amici e nemici, la data di nascita è una cosa riservatissima, perché punto 1, sulla data di nascita possono fare una fattura, malocchio, negatività, vi possono rovinare. Punto 1. Punto 2, con la data di nascita il nome e il cognome possono fare quello che vogliono, qualsiasi cosa. Quindi poi chiamano a chiunque si trovano davanti, scrivono, chiamano, si fanno fare le carte da tutti 10 volte al giorno. Una di quelli quelli che sono più furbi gli tolgono anche i soldi dalla tasca e vengono pure minacciati. Io sento persone che mi chiamano in privato che vengono minacciate da questi pseudonimi maghi, cartari, farabutti e via. Chiamate le persone che esistono da anni in questa attività, quelli che voi vedete che vi fate fare le carte, sono quelli che si mettono lì, hanno comprato un mazzo di carta napolitana e manca la scopa sanno fa, si mettono là per prendere follower e voi chiamate, scrivete, voglio sapere. Siete una banda di imbecilli, veramente siete degli imbecilli.
purtroppo l'essere umano è questo, è diventato proprio una nullità. Veramente è una cosa squallida. Bah. Allora, condividete se volete condividere. Vi ripeto, chi vuole parlare con me solo telefonicamente in questo istante, consulti altamente professionali, 43 anni di esperienza alle mie spalle. Potete andare a vedere su YouTube il mio canale Il Santone di Avella e lì vedete i miei video di quando avevo 20 anni, perché io con la bocca posso dire quello che voglio, con la bocca posso dire tante stronzate e voi ci credete. Invece, se andate su YouTube ci sono le testimonianze. I miei video di quando avevo 20 anni già stavo in TV con le carte in mano, ok? Poi ci sono, scusate se è troppo, ci sono i miei video Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Sky, Rete 4, che volete sapere più? Voi chiamate a questi 4 cartari che si mettono le carte in mano. Qua ce l'abbiamo fatto così per essere quel che siamo oggi. Pronto? Salve maestro, buonasera. Buonasera a lei, mi dica. Volevo farle una domanda. Volevo chiedere se continuerò a svolgere la mia attività come buttafuori nei locali. Sicuramente. Mi dica la sua età e il suo segno zodiacale, per piacere. Io sono dell'11/09/1999 e sono Vergine. Perfetto. Allora, da questo momento in poi mi fermi quando lo desidera. Grazie. Stop. Ok. Sì, io vedo continuità, attenzione, vedo continuità perché ti vedo, cioè il tuo lavoro lo sai fare molto bene, però devi fare attenzione alla malafede di qualcuno, capito? Non ho capito, scusi, può ripetere che un po' a tratti è andato? Ho detto, il tuo lavoro lo sai fare molto bene, avrai continuità, però devi fare attenzione alla malafede di qualcuno. Cioè? Persone che c'hai intorno a te che sono invidiosi di te. Ah. Quindi fa un po' di pulizia, guardati un po' intorno. Sì. Va bene? Va benissimo. Auguroni. La ringrazio, buona serata. Prego, buona serata a lei. Allora, salutiamo anche l'amica Paolina che dice buon pomeriggio a tutti voi. Grazie Paolina, un abbraccio forte. Allora, miei cari amici, ripeto il numero di telefono, lo potete prendere su Google. Andate su Google, scrivete il maestro Cleo, esce fuori il mio numero di telefono, però io lo dico ogni tanto, ed è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Per tutti coloro che amano la riservatezza e vogliono un consulto privatamente, riservatamente con me, dopo la live potete contattarmi via WhatsApp per informazione, perché in privato i consulti costano 30 euro. In questa live è del tutto gratuito.
Allora, forza, portiamo 10.000 il numerino qua dei mi piace, quindi fate tap tap tap, voglio vedere tanti cuoricini, e se gentilmente, umilmente potete condividere questa live con i vostri amici. Facciamo in modo che cresca sempre di più questo bellissimo profilo di TikTok. Non dimenticate di mettere il seguo, così vi arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in live. Voglio sempre ricordare, in attesa delle telefonate, voglio sempre ricordare che esiste il bene, esiste il male, esistono le energie positive, esistono le energie negative, esiste Dio, nostro Signore Gesù Cristo, ed esiste il diavolo. Se esiste Dio, esiste anche il diavolo. Non può esistere uno solo. Sia ben chiaro. Quindi cerchiamo di essere noi stessi, reali, e cerchiamo di non ingannarci noi stessi. E non facciamoci plagiare non dalle forze del male e non dalle forze del bene. Dobbiamo ragionare col nostro cervello, perché da che mondo è mondo, 1 più 1 fanno sempre 2. Non può fare 3, fanno sempre 2. Chi c'ha il cervello questi conti li sa fare, chi non ce l'ha il cervello, che è plagiato da una sola cosa, e allora ha un vuoto nella mente. È lì che c'è il male e quindi non va bene. Poi si diventa fanatici del settore. Bene, allora andiamo, vediamo un po', salutiamo sempre a tutti quelli che mi seguono su YouTube, quindi a tutti gli amici che mi seguono su YouTube. Per voi io volevo scrivere il numero di telefono, Francesco, non me l'hai ricordato, il numero di telefono su YouTube 345 630 81 72, ok? Ecco qua, abbiamo aggiunto il numero di telefono su YouTube per coloro che vogliono parlare con me telefonicamente. Va bene? Allora, 345 630 81 72 per chi desidera parlare con me. Allora, può contattarmi subito dopo la live perché adesso mi trovo in live, quindi dopo le ore 17 lei può contattarmi per il privato, grazie. Abbiamo risposto anche per via WhatsApp, noi lavoriamo sia per il privato che per la diretta, quindi mi era arrivato un messaggio su WhatsApp per parlare con me in privato. Allora, per prendere il numero di telefono mio, eccolo qua, potete andare su Google e lì scrivete il maestro Cleo, esce fuori il mio numero. Pronto? Buonasera maestro Leo. Salve. Allora, Mi dica. mi sente? Sì che la sento, prego. Ok, allora la domanda che le volevo fare io è, siccome mio marito al momento non lavora, volevo vedere se c'era qualche prospettiva di lavoro o in zona dove stiamo noi o se eventualmente qualche partenza. Da dove mi chiami tu, Gioia? Da Palermo. Da Palermo. Allora, mi devi dare l'età di tuo marito e il segno zodiacale. 50 Capricorno. 50 e Capricorno. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Ok, ho capito, un attimo. Ah, scusi. Prego, un attimo, fammi preparare l'apertura delle carte. Ah, mi dispiace, mi scusi.
Allora, ascolta bene, tuo marito lavoro lo troverà, ma non nella tua città, eh? Fuori città troverà lavoro tramite una conoscenza che gli farà questa proposta. Quindi deve andare via dalla città dove vivete, perché lì lavori e non ne vedo. Ho capito. Quindi vede fuori. Sì, deve uscire fuori zona. Ho capito. Va bene. Va bene? Grazie mille. Arrivederci. Grazie mille. Prego. Una buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Allora, come vedete, i miei consulti non è che sono rapidi, attenzione, io non amo parlare a vuoto. Io vado a dare la giusta risposta, sì o no, o se c'è qualcosa da verificare lo verifico. Non amo parlare a vuoto, bla bla, tirarvi le parole dalla bocca, no. Amo lavorare nel modo pulito, corretto e professionale. Allora, bellissimo questa foto, Sergio, grazie, grazie di cuore, stupenda foto veramente. Allora, 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72 per fare una domanda alle carte del tutto gratuito. Oppure il mio numero lo potete trovare sul motore di ricerca Google. Scrivete nella ricerca il maestro Cleo, esce fuori il mio numero di telefono. Condividete, grazie, veramente grazie di cuore, una benedizione a tutti voi che condividete, ok? Di cuore veramente, vi auguro tanta felicità per la vostra collaborazione. Allora. Salernitana, nuova sei, vero? Ciao maestro Cleo da Valerio. Valerio, buon pomeriggio, sei nuovo? La prima volta che ti leggo su YouTube, ben entrato in live, grazie Valerio. Allora, l'amico controllore Francesco dice 36 persone hanno condiviso, grazie, 36 volte grazie. Allora, forza e coraggio, condividete anche voi che state lì su YouTube, se gentilmente potete condividere questa live con i vostri amici, facciamo crescere giorno per giorno questa splendida live di buona compagnia, penso, di buona compagnia. Allora, chi desidera parlare con me in questo istante? 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72. Potete chiedere tutto quello che volete. Abbiamo raggiunto già i 10.000 cuoricini, cioè mi piace, ottimo. Grazie a tutti, 10.000 volte grazie. Allora, pronto? Sto vedendo la live del maestro Cleo. Sono io, prego, mi dica. Prego. Pronto? È caduto, ho attaccato. Allora, vediamo chi desidera parlare col maestro Cleo. Eccoci qua, siamo in attesa delle vostre telefonate. Allora, visto che siamo in attesa delle prossime telefonate, parliamo un po' del malocchio. Cosa è il malocchio? Andiamo prima a rispondere. Pronto? Maestra Cleo? Sono io, prego. Buonasera, senta, vorrei un'informazione da lei. Prego. Io sono Maria, Sì. ho mia figlia che è divorziata da 5 anni. Ha avuto una
un'uscita con una persona, però questa persona cioè, era un po' impazzita, Sì, tipo del genere. Cioè, oggi faceva 3, domani faceva 33. sì. Mo questa, cioè, mia figlia c'è stata un'altra persona appresso, però la sera che alla mattina ha lasciato le cose. Volevo sapere qualcosa su mia figlia, sinceramente, e su di me, sulla salute. No, signora, salute no, perché non sono un medico. Mi Ok, dispiace. grazie. Non sono un medico, mi è vietato proprio di vedere la salute. Vediamo sua figlia che capatena. Vediamo. Ok, grazie. Allora, sua figlia quanti anni ha? Che segno è, signora? C'ha 30 anni, Sì? Ariete. Allora, vediamo cosa dicono le carte. Mi fermi quando vuole. Stop. Ok, un attimo solo. C'è qualcosa che non va a livello sentimentale in sua figlia, perché la prima carta che mi esce è il diavolo. Quando esce il diavolo nella cartomanzia sta a indicare il dio del male, negatività. Quindi che succede? Sua figlia si può mettere pure con 10.000 uomini che a sera per la mattina si lasciano. E come mai poi? Qualcuno si è divertito a fare qualcosa di male a sua figlia. Ed ecco che... già lo sappiamo, la compagna dell'ex marito. Signora Bello, voi sapete già tutto, ma io non lo sapevo però. Ecco. E le carte questo mi dicono, quindi c'è un qualcosa fatto su sua figlia che non ha dato la pace con l'uomo, ne ha? Ecco. Vabbè, questi mi Ma che dobbiamo fare? Che possiamo fare? Se avete fiducia in me, mi contattate a me in privato, se no potete andare dove volete voi e potete andare dove come volete. posso fare per mettere in privato con voi? Questo è il mio numero, signora, lo stesso numero, Okay. dopo le ore 17. Ok, va bene, la ringrazio tantissimo, molto gentile. Prego, arrivederci. Allora la signora dice, io già lo sapevamo, già lo sapevo, sospettavamo, e vabbè, me non lo sapevo, però le carte parlano e io comunico. Questo vuol dire leggere le carte, fare le cose in un certo modo, perché leggere le carte non è un gioco, leggere le carte, perché i cartari che vedete voi tirano le parole dalla bocca alle persone, quelli sono cartari, è diverso. Allora, cosa dice Salernitana Valerio? Sì, sono un ragazzo, ti chiamai un tempo fa che ti seguivo da piccolo, mamma mia, ti seguo sempre, ti seguivo da piccolo, ora anche da grande. Valerio, mi seguivi da piccolo, ora mi segui anche da grande. Pronto? Maestro Cleo, buongiorno. Buongiorno, abbassi il volume del telefonino, grazie. Sì, perché ti vengo. Sì. Abbassi, ok. Dimmi. Okay. Vorrei sapere qualcosa sul mio futuro. Sì, su che cosa però? Sulla mia vita, come sarà la mia vita? Per vedere la vita di una persona ci vuole mezz'ora, non posso vederla in due minuti qui. Mi deve fare una domanda e io vado ad aprire le carte per quella domanda. A riguardo la mia salute. Non sono un medico, lo dico sempre, Perché ho avuto qualche problemino. Ti posso dire se andrà tutto bene o andrà tutto male. Va bene, questo mi basta. Ma non perché non voglio, mi è vietato, hai capito? Quanti anni c'hai? Che segno sei? 50 Capricorno. Perfetto, fermami quando vuoi da questo momento in poi.
Ok, andiamo a vedere. Allora, stammi a sentire. È una situazione da tenere sotto controllo, ma non vedo pericolosità in giro. Capito? Sì. Devi fare una cura. Sì. E dietro questa cura prescritta dal medico, col tempo risolverai questo tuo problema, da tenere però sotto controllo. Sì. Chiaro? Sì. Solo adesso ti sta ammazzando il pensiero, la paura. Sì. Ma non devi preoccuparti. Ok? Grazie. Stammi Grazie. bene. La chiamata, grazie. Grazie a te, ciao. Allora, dicevo l'amico Valerio, ti seguivo da piccolo e ti seguo adesso anche da grande. Grazie. Allora, poi, Francesco dice, maestro, come si può trasmettere il malocchio anche con la negatività del pensiero? Ti spiego subito. Poi Valerio dice, sono in ansia, mi sono iscritto per la patente, spero di farcela, faccio il possibile. Non ti preoccupare, pensa positivo, Valerio, il resto ci penso io. Cerca di metterci con cuore e mente, vedrai ce la farai, così una volta picchiata la patente mi viene a trovare. Ci andiamo a fare una mangiata assieme, vabbè? Allora, il malocchio come si prende? Il malocchio si prende attraverso la bestemmia di qualcuno che ci vuole male, che dice puzza passa questo. Quando dicono puzza passa, lo dicono con sdegno, con rabbia. Quello sdegno, quella rabbia raggiunge l'obiettivo, perché il nostro corpo aspira, come la spugna, aspira e respira. Aspira e respira. Quindi aspira negatività e quella negatività ti può bloccare, dipende l'obiettivo qual è stato. Ad esempio, se uno ti butta una bestemmia e dice na trua pace, na trua ricetta, da dei tutto storto, è chiaro che ti va tutto storto, perché un attimo solo, un malocchio si dice a Napoli è peggio di scoppiettato. Pronto? Allora, maestro Cleo? Sì, devi abbassare il volume del telefonino, grazie. Mi sentite? Sì, ti sento, dimmi. Sì, maestro Cleo, volevo sapere se trovare qualche persona giusta per me, ti parlo chiaramente, Sì. perché mi sono lasciata con il mio ex, ovviamente. Quindi se trovi la persona giusta? Sì, esatto. Vediamo, quanti anni c'hai, che segno sei? 30 anni, aprile. Va bene. Salutiamo l'amico Massimo. Ciao Massimo, buon pomeriggio anche a te. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok? Un attimo solo. Allora, carissima amica mia, tu devi mettere un po' di più i piedi per terra, sei troppo buona. Sì, questo è vero. Tu ti fidi troppo alla gente, non ti devi fidare, perché il troppo fidarsi porta sofferenza. Sì, esatto.
Quindi io ti dico che incontrerai la persona giusta ed sta qua, eccola qua, la carta diciamo del nuovo pretendente, ed la troverai, diciamo, nell'arco del mese di luglio. Ah, ho capito. Quindi è una persona che ha 2 anni più o meno più giovane di te. Quando vedi che arriva questa persona con 2 anni più giovane di te, eis. Ok, va bene, maestro Cleo, la ringrazio. Arrivederci. Amici, dovete condividere questa live. Voglio vedere tante condivisioni. Datevi da fare. Voglio vedere le condivisioni con i vostri amici. Facciamo crescere questa live. Grazie. Se no, andate a vedere dove si trovano i cartari. Pronto? Salve, stavo seguendo la sua live. Prego. E ho preso il numero. Prego. Ascolti, io vorrei un'informazione, diciamo. Sì. Vorrei sapere un po' qualcosa sul mio compagno, se è possibile. Allora, il tuo compagno... mi devi dare l'età, il segno zodiacale e la domanda precisa, grazie. Allora, c'ha 25 anni, Ariete, e vorrei sapere cosa prova per me, se è davvero innamorato Sì. di me o ha la testa altrove. Dammi anche la tua età e il tuo segno. Io 25 anche, Segno? Capricorno. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Ok. Gioia, lui ci tiene a te, posso garantirti che ci tiene a te. Sei tu che col tuo carattere non ti fai capire abbastanza, è come se tu crei un muro ogni volta tra te e lui. Sono stato chiaro? Quindi Sì. lui ti vede strana a volte e questa tua stranezza lo porta a raffreddarsi, però io ti posso garantire che lui ci tiene a te. Sei te che sei insicura. Va bene, grazie mille. È chiaro quello che ti ho detto? Chiarissimo. Arrivederci. Grazie mille. Prego. Salve. Amici, leggo le carte. Io leggo le carte, non è che dico cose tanto per. Io leggo le carte. Allora, Francesco dice: quando fanno la bestemmia, come si può respingerlo subito? Per respingere la bestemmia, il malocchio e via, occorre un amuleto protettivo che devi portare sempre addosso. Tanto è vero che in antico tempo, anni e anni che furono, buon lavoro Sergio, usavano il famosissimo, penso che le mamme di una volta, carissimo amico, non so, amica che mi hai mandato il messaggio in privato, che dici che non riesci a prendere la linea, non posso farci niente. Se è una cosa urgente mi chiami in privato, il costo è di 30 euro, mi devi fare la richiesta tramite WhatsApp mandandomi il messaggio: Cleo, voglio consulti in privato, mandami gli estremi pagamenti. Se no, se vede si riesce a prendere la linea, va bene? Allora, in antico tempo, carissimo Francesco, le nostre mamme usavano l'abbadiello monaco. Cerco di farmi capire. L'abbadiello monaco era un cuscinetto che davano i monaci di Cappuccini,
dei cappuccini e lo si portava addosso perché dentro a questo cuscinetto c'era la testa di Sant'Anastasio, c'era una preghiera e altre cosine che serviva proprio per difendersi e proteggersi dal malocchio. Ora questi abdiello, questi cuscinetti non ci sono più, però io li preparo per, come facevano una volta, appunto per questo. Pronto? Pronto, salve. Salve. Sono Cristina, Da- sono dei gemelli, Sì. ho 49 anni Sì, e volevo fare una domanda. prego. Se per un vecchio problema, diciamo, pregresso, se posso apportare a questo vecchio problema pregresso di salute un beneficio attraverso, diciamo, una cura alternativa, cioè l'agopuntura. No, Voglio allora, sapere soltanto se è valida oppure no. no, Ecco. è una domanda questa che io non mi posso assumere nessuna responsabilità di dare una giusta risposta, perché parliamo della salute. Io non sono un medico e non posso dare alcuna diagnosi. No, solo Posso, se, diciamo, posso può essere dirle, positiva o negativa, oppure non ne vale la pena. signora, Qua. posso dirle da veggente che sono, perché sono anche un veggente, da veggente le posso dire che quando si è in cura per una malattia, se la malattia esiste veramente, un'alternativa attraverso l'agopuntura allieva solamente il dolore, allieve solamente il problema, ma non lo cura. Ho capito. No, ma io comunque avevo già curato questo problema e è in gran parte, diciamo, risolto. Volevo solo sapere se... Non posso, signora, non me la sento di darle questa risposta, perché non sono un medico. Ah, ok. Va bene. Arrivederci, signora. Grazie comunque. Prego, Salve. prego. Allora, dice l'amico Valerio, maestro Cleo, ma per curiosità, i rituali tengono un tempo limitato o limitato? Tipo, se uno fa il rito per far lasciare una coppia, purtroppo, quel rito dopo tempo potrebbe terminare? Francesco dice 13.200 hanno messo i cuoricini. Grazie 13.200 volte. Valerio, no, una volta fatto se si va a fare un rituale per allontanare due persone, per farli litigare, una volta fatto quel distacco non dura sempre, dura per poi, dipende uno come lavora, attenzione. Se va fatto bene, va fatto come si deve, è chiaro che dura per eterno, ok? Perché va fatto un'operazione, va fatto un rituale, quindi è come pure legare due persone, far tornare un'altra persona, è a vita, ok? Però ci sono anche lavori che magari non prendono non perché io non sono bravo, perché la persona ha subito dall'altra persona un qualcosa di grave, ha subito proprio psicologicamente torture da parte della persona che stava assieme e quindi c'ha un netto rifiuto, anche se si va a lavorare per intervenire, per farla tornare o per farlo tornare, quella persona, nonostante desidera alla persona amata, ma ha un netto rifiuto che non la vuole più sentire. Stop, è chiuso mentalmente, è un fatto di psicologia, quindi si chiude mentalmente e dice no, anche se sento il bisogno di vederla, di quello che mi ha fatto passare, non ha voglia più sentire. Questo è il meccanismo della vera magia, della vera ritualistica, perché certe cose siamo esseri umani, non abbiamo la bacchetta magica. Allora, voglio vedere le condivisioni, quindi condividete questa live.
345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72. Se no andate sul motore Google, sul motore di ricerca Google ed scrivete il maestro Cleo, lì escono i miei numeri di telefono. Non vedo le condivisioni, quindi voglio vedere, condividere questa live. Datemi un aiuto, collaborate con questa mia live. Tutti uniti, grazie. Dobbiamo essere una famiglia, quello è il discorso. Noi dobbiamo essere una famiglia in questa live, dove ognuno di voi dà una mano per far raggiungere sempre più persone. Questo è il mio modo di lavorare, pulito, senza sottofuggi. Pronto? Cleo? Sì? Cantone? Salve, sono Giusy. Ciao Giusy. Ciao, vorrei sapere se troverò un compagno. Sicuramente. Mi devi dire quanti anni tieni? 41 anni. Del segno? Pesci. Pesci. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Basta. Ok. Allora, mi esce la carta della ruota della fortuna che sta qui e vicino mi esce la carta del successo col trionfo. Ciò vuol dire che troverai la persona giusta. Sta qua. Vediamo un po'. Voglio vedere un po' più o meno il periodo. Tra luglio e agosto ci sarà questa conoscenza. Va bene. Ok? Va bene. Auguri. Grazie mille. Buona Prego. serata. Grazie. Buona serata. Ciao. Allora, rimandiamo. Allora, sono molto curioso. Vero che i riti non si fanno, allora, non si fanno, chi problemi psicologici dicono che fa più male a quella persona. Non so se è vero, tipo uno soffre di ansia, depressione, non si attaccano molto. Vabbè, allora stiamo inguaiati, vale? Perché adesso stanno tutti inguaiati psicologicamente. La depressione ce l'abbiamo tutti. La depressione ce l'abbiamo tutti. Ma vedi, Valerio, la magia è semplicemente l'energia dell'operatore. Se l'operatore possiede le energie, quelle energie le mette in pratica per quello che gli viene chiesto. La magia non è quello che tutti pensano, la magia bianca, magia rossa, magia nera. Vabbè, il colore è per dare una giusta definizione, per capire cosa si vuole, ma la magia è energia, anche un buon profumo è energia ed è magia, perché a volte se tu senti addosso a una donna, addosso a chiunque, senti un profumo favoloso, ti accende, ti fa stare bene, quello è magia, quello è energia, voglio dire. Tutto è energia, tutto quello che fa parte di energie è magia. Quindi se l'operatore possiede quelle giuste energie per metterle in pratica per quello che gli viene chiesto, quelle energie funzionano, capito? Quella è la vera magia, è energia, ok? È energia, questa è la magia. Se l'operatore quelle energie non ce l'ha, non succederà mai niente. Nessun mai rituale possa funzionare perché l'operatore non possiede energie. Ecco perché
ci sono tanti cartari perché sanno leggere solo le carte, altro non possono fare. Allora, 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Condividete questa live, forza, condividetela con i vostri amici, facciamo crescere sempre di più questa mia comunità, io chiamo comunità. E non dimenticate di mettere il seguo, così sarete aiutati attraverso la preghiera del mio gruppo di preghiera. Pronto? Buonasera. Buonasera, signora. Io mi chiamo Anna Pia e sono del cancro. Sì. Vorrei sapere se è possibile un mio ex compagno se prova ancora qualcosa per me. Mi dovete dire l'età della persona e il segno zodiacale, grazie. Sì, 57 Acquario. 57 Acquario. Mi fermi quando lo desidera. Adesso Ok, da quando è andato via sta persona? è 10 anni. Vediamo. Lo vedo con un'altra persona. Sì, lo so. E ci sta anche bene, voglio dire. Quindi è solo un ricordo, non vedo che ci tenga ancora per lei, è solo un ricordo, signora. Va bene, grazie. Buona serata, signora. Arrivederci. Allora, fate la domanda, le carte vi rispondono. Io sono solo un tramite, colui che legge le carte e dà la risposta a voi che fate la domanda. Allora, Gianlu Terrana, ciao Gianlu, buon pomeriggio maestro Cleo, sempre numero 1. Numero 0, come dice lei, non mi piace. Buon fine settimana. Grazie Gianlu, grazie di cuore. Pietralcino, sì, ci manco da un po' a Pietralcino, ma ci andrò di nuovo sicuro perché... Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Senti, io volevo... ho visto adesso il suo programma. Sì. Come non ho capito tanto bene. Lei mi fa una domanda, io leggo le carte per la domanda che mi fa. Una ok. sola domanda per consulti completi in privato. Ok, adesso gli faccio... Volevo sapere di mio figlio. Sì. Lui è Capricorno. Quanti anni c'ha? 40. Qual è la domanda che fa le carte, signora? Per vedere, perché lui la verità è in carcere, voglio vedere come mai è andata a finire, cioè vorrei sapere un po'. No, le posso dire se ci vuole ancora tempo per uscire. Sì. Ok. Da quando è in carcere? E sono dall'anno scorso. Vediamo subito. Mi fermi quando lo desidera, grazie. Prego. Stop. Ok. Allora. La mala compagnia, signora. Sì?
La mala compagnia è quella che rovina le persone. Lo so. Suo figlio è troppo bonaccione, si è fatto incavolare dalla mala compagnia e l'hanno ingannato. Quindi Bravo. io vedo che suo figlio Sì. ne ha ancora per un po'. Sì. Sì, lei lo sa. Lui convive con una donna e c'ha dei figli. Quindi ha capito? Sì. Ne ha ancora per un po', signora. Mi Non dispiace. ce ne parla per adesso. No, mi dispiace. Arrivederci. Salve, molto gentile, grazie. Prego. Allora, io a Pietrelcina sono un devoto di Padre Pio, quindi a Pietrelcina ci vado molto spesso e mo ci devo andare. In questi giorni già avevo programmato. Dice, me purtroppo aspetto un ex, ma mi tiene bloccato per ora, non ne vuoi sapere perché e se sono rose fioriranno, Valerio. Francesco dice, adesso ci sentiamo lunedì, serena domenica e lei alla sua famiglia, un abbraccio grande. Ciao Francesco, buona giornata, buon di tutto, ti ringrazio e grazie di cuore veramente, una buona domenica a te famiglia. Pronto? Pronto maestro? Sì, buonasera. Buonasera, sono Tonio. Tonio da Cristiano. Da Giuliano? Cristiano, Taranto. Cristiano. Taranto, dimmi. Vorrei sapere se la mia attività deve andare bene. Se si riprende, insomma. No, se si riprende, se andrà meglio e se la mia vita personale economica migliorerà. Quanti anni tieni? Che segno sei? 39, Toro. 39 Toro. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Troppa negatività intorno a te, devi abbassare il volume del telefonino, se no fischia. Abbassi il volume del telefonino, se no fischia, non possiamo comunicare, sono costretto a agganciare. Mi senti? Sì, ma abbassi il volume, mettiti il telefonino vicino all'orecchio e ascoltami per telefono, grazie. Sì. Allora, c'è troppa negatività intorno a te, mi esce la carta del diavolo, sta a indicare il dio del male, negatività, nel senso che sono esattamente 1 anno e mezzo che tu non riesci più a capirci più niente, qualsiasi cosa cerca di fare è come se ti scappasse tra le mani. Questo mi riferisco anche economicamente ed mi riferisco anche lavorativamente. Quindi per quest'anno qua le cose non cambiano, tutto va alla normalità e non vedo nessun miglioramento. L'anno nuovo sicuramente, però io ti consiglio per queste negatività di rivolgerti a qualcuno e farti togliere queste negatività, perché sono proprio queste negatività che ti fanno andare un po' le cose non nello giusto modo. Sono stato chiaro? Ok, maestro. Arrivederci. Arrivederci. Allora. Vediamo, salutiamo sempre l'amico Francesco che è andato via. Grazie Francesco per la tua gentilezza e squisitezza.
Allora, in mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti. Pronto? Pronto? Sì? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, prego. Niente, volevo chiedere se ci stava un ritorno da parte di Antonio, nato il 26 ottobre 1980, Scorpione. E io sono nata il 14 maggio 1985, sono Toro. Ok, da quando è andato via? E veramente non convivevamo insieme ultimamente perché aveva dei problemi e stava a casa sua, però non ci sentiamo da un mesetto. Ok, fermami quando vuoi. Dopo. Perfetto, un attimo solo. Allora, le carte mi dicono che questa persona sta attraversando un periodo di ansietà. È una persona che è un po' volubile, nel senso che adesso ti dice una cosa, domani te ne dice un'altra. Parecchio, sì. È una persona non sincera nei tuoi riguardi e ti cerca solo quando lo desidera, non c'ha sicurezza, non dà sicurezza, quindi è una persona che tornerà di nuovo ma sempre con la stessa testa, non cambia. E Quindi infatti volevo sapere se tornava di nuovo per far sì, insomma, che si prendeva quel che si meritava, insomma, da parte mia. ho capito, di prenderti la soddisfazione, dici tu. Certo, Sì. e per questo volevo se ritornava. Torna, non ti preoccupare, con la stessa testa ma torna. La ringrazio sempre, gentilissimo maestro, Grazie. maestro Cleo. Grazie. Sempre utile. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Buon pomeriggio. Grazie, arrivederci. Grazie. Questi uomini. Allora, condividete, non vedo né cuoricini né condivisione. Non va bene. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Salve, senta, io vorrei un consulto, se possibile. Siamo qui appositamente, mi dica. Volevo sapere la situazione tra me e mio marito. Sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io ho 32 anni e sono Sagittario. E lui? E lui ne ha 32 anche lui ed è Pesci. Da quanti anni siete sposati? No, sposati no, conviviamo da 12 anni. Quindi la domanda qual è precisa che vuoi fare le carte? Volevo sapere che cosa prova, cosa ha in testa lui. Se ci sarà futuro. Vediamo. Fermami quando lo desideri. Stop. Ok, andiamo a chiedere. Ma allora, ascolta, io non vedo preoccupazioni in lui, o meglio lo vedo una persona stabile. Oddio, e a te che non ti sta quasi più bene questo rapporto come si sta creando,
perché vedi troppa stabilità. Cioè, è come se te sei stanca del suo comportamento, capito? Sì. Ma lui lo vedo, ecco, una persona abituée, non fa niente più di tanto per poterti piacere più di tanto, per capirci. Chiaro? Chiaro? Sì, chiaro. Chiarissimo. Quindi sei te che avverti questo senso di stanchezza, perché senti che sei una persona che le solite cose, il solito comportamento, le solite giornate ti pesano, perché tu sei una persona ricca di emozioni. Certo. Grazie mille, è stato gentilissimo. Buona serata. Grazie, Sandra. Ecco, io spiego le cose tecnicamente, perché in ogni apertura delle carte c'è un'esperienza di oltre 40 anni. E credetemi, 43-44 anni di esperienza di questo lavoro è tanto, è tanto. Io nasco come personaggio 1979. Quindi questo lavoro lo faccio dal 1979. Il Santone di Avella è conosciuto un po' in tutta Italia. Accontentiamoci d'Italia. Nonostante che ho clientele anche all'estero, Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti. Ciò vuol dire non sono un cartaro che voi vedete su TikTok con le carte in mano. Quelli sono cartari improvvisati, sono personaggi qua, s'hanno comprato il mazzo di carte, s'hanno imparato in un libro come si fanno le carte e si mettono lì a prendervi per il culo e a rovinarvi psicologicamente con stronzate che vi dicono. Chiaro? Ma qua trovate la serietà e professionalità mischiate con 43-44 anni di esperienza, esce fuori un qualcosa di utile. Penso. Pronto? Attacchiamo, non ci sono problemi. Non vuole rispondere, agganciamo subito. 345 630 8172, ripeto, 345. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Adesso sì, mi dica. Sì, buonasera. Senta, gentilmente le faccio una domanda. Sì. Senta, volevo sapere, nell'arco degli anni che stiamo insieme a mio marito, se lui è un uomo fedele o diciamo è un uomo che mi ha tradita. Signora, allora, lei vuol sapere se suo marito è fedele. Ma non attualmente, cioè dal matrimonio ad adesso. Lei è convinto che suo marito è un santo? No, perciò le chiedo. Vediamo. Quanti anni c'ha suo marito? 42. Del segno? Pesci. Mi fermi quando vuole. Stop. Perfetto, andiamo a verificare. Il passato si potrebbe vedere o si può vedere solo il presente?
No, se noi possiamo vedere tutto. Adesso le dico le cose come stanno. Le carte mi rispondono e io le dico. Allora, suo marito è un uomo vissuto nel passato, parliamo prima del matrimonio. Sì. Se ne ha vista bene, si dice da noi, no? Ah, ok. Quindi se ne ha visto bene. Poi, una volta che lui è arrivato al matrimonio, lo vede una persona che si ha messo l'anima in pace ed non vedo grilli per la testa. Ah, ok. Ma nel Quando passato. eravamo fidanzati, mi parli, prima del matrimonio, chi esce il matrimonio e chi esce prima. Esatto, se ne ha visto bene. Ok. Ok, signora? Ne hai visto bene, vuoi dire, diciamo che... Ha avuto altre donne, signora, ha avuto altre donne. Se lei voleva sposare un santo, si faceva suora. No, ma figurati, quante donne ha avuto? La curiosità. Signora, i numeri non li vediamo. Ha avuto altre donne nel passato, prima del matrimonio. Ma non erano, diciamo, donne, erano donne di scappatina, non È erano chiaro, donne... è chiaro. Cioè, vedi scappatine o vedi amanti? No, amanti, signora. Okay. Sesso. Bertini, ok. Ma durante il matrimonio? No. Niente. No. E quindi sono 18 anni di matrimonio. Auguri, signora. Grazie. Quindi nel matrimonio è stato fedele, bravo. Sì. Va bene? Grazie. Arrivederci, buonasera. Quando vi volete sposare i santi, vi fate suori e vi sposate un padre eterno. A quel punto state sicuri. Allora, prendiamo l'ultima telefonata, vediamo chi ci chiama con ultima telefonata, dopodiché potete chiamarmi in privato per consulti riservati, costo 30 euro. Non chiamate per dire voglio sapere qualcosina, ok? Questo è il mio pane, il mio lavoro. Chi vuole consulti gratuiti lo può fare in questa live. Chi vuole consulti riservati, parlare dei propri problemi riservatamente, il costo è 30 euro. Basta fare richiesta su WhatsApp ed vi darò un appuntamento. Vediamo un'ultima telefonata, chi la fa? 345 630 81 72. Salutiamo sempre tutti quelli che ci seguono su YouTube, perché io sono in diretta anche su YouTube in questo momento, contemporaneamente TikTok e YouTube. Ultima telefonata. Pronto? Buongiorno, parlo col maestro Cleo. Sono io, signora, mi dica. Dunque, io ho 82 anni. Altri 100. Sono dei gemelli. Sì. Dunque, vivo in casa con 2 figli, uno di 45 e uno di 55. Sì. Tutti e due, una è nata il 20 gennaio e l'altro è nato il 7 gennaio. Sì. La mia situazione è un po' così, perché i figli lavorano sì, lavorano no, insomma, è una situazione un po' così. Volevo sapere se migliorava col tempo, se trovavano lavoro. Ma non sono sposati? No, vivono con me. Ah, no. Né fidanzati né sposati. Hai capito? Hanno trovato e la mamma di 82 anni deve fare ancora la badante. Sì, di più, serviti e riveriti. Ai. Vediamo se... Qual è la domanda, signora? Maria Pia. Sì, Maria Pia, qual è la domanda che fai allora per i tuoi figli? C'è un futuro un po' migliore. Vediamo, mi fermi quando lo desideri. Sì.
Ok, grazie. La mamma è sempre la mamma, anche a 82 anni. Complimenti, Maria P. Mannaggia, mannaggia. No, allora, migliorare nel senso che un giorno si sposano, un giorno questo non lo vedo. No, non hanno in mente stanno grazie di Dio così. Quindi non vedo né matrimoni né niente. Loro amano, loro fanno una vita tutto a modo loro. Quindi miglioramenti io li vedo nel senso lavorativamente parlando, ma diciamo che è una situazione stabile di pace e serenità. Vabbè, comunque allora finanziariamente non è un miglioramento, no? No, ci sarà pure un miglioramento, ma l'anno nuovo, non adesso. Vabbè, speriamo. Auguri. Grazie. Augurone, grazie. Seguimi sempre, Maria Pia, un bacio. Anch'io un bacione. Ciao. A risentirci. Ciao bella, ciao. Ciao. Salutiamo la signora di 82 anni, mamma mia. Allora ragazzi, stop, chiudiamo qui la live, mettiamo a posto il tutto. Sciarmamma Bangarella, pulizamma Mulaz, pulizammi fir, si dice a Napoli, mettimmi fir a posto. Ecco qua. Allora, usciamo da YouTube, andiamo a salutare tutti su YouTube, ne siete stati tanti oggi su YouTube, ragazzi. Un abbraccio circolare a tutti quanti. Voglio sacchi bene ad lunedì pomeriggio, vabbè? Perché lunedì è il mio compleanno, lunedì è il mio compleanno, ragazzi, faccio 63 anni, quindi lunedì festeggiamo insieme in diretta. Spiliamo una bella bottiglia in diretta. Un abbraccio a tutti, alla prossima, salutiamo YouTube.